polizia europea che non risponde a nessun tribunale, parlate tanto di delinquenti nel CIE ma il Parlamento italiano vabbè, Sì, vabbè, è una eccetera. prova comunque, È una struttura provvisoria. è una prova, no, questa polizia, non è... Cioè comunque si è capito che non vi parlate tra polizia. Beh, loro parlano tedesco, io parlo italiano. Ma no, perché esiste già. Sì, esiste anche esiste a già, Vicenza, c'è una sede di questa struttura. Il problema non è sempre l'accertamento che viene rallentato dalla burocrazia. L'abbiamo detto più volte. Il poliziotto fondamentalmente sa cosa fa quando arrivano? Fa 2 fotografie, destra, sinistra, impronta. Cioè, poi manda gli atti alle ambasciate, le ricerche. Questo tecnicamente cosa deve fare la polizia? Vabbè, la senatrice Pellegrino... Semplicemente onorevole. Esatto, ma se li porti a casa di nuovo? L'onorevole può anche aver ragione, sicuramente non gode delle buone condizioni di vita lì, però... Vabbè, ma ci sono delle fotografie che sono abbastanza eloquenti. Però sta alla politica a sistemare queste cose, non certo. lo sappiamo che non è giusto che uno stia fermo lì qui 18 mesi. Vicentini, ti posso interrompere? Stanno male perché, come diceva il consigliere Ziberna, io ho lavorato a Crotone, Sì. Isola di Capo c'era tutto, televisioni, perché dentro hanno il medico, hanno tutto, attenzione, il centro psicologico, dentro. vengono la Caritas, tutto. Posso fare una domanda? Sì. Le leggo nel pensiero. Sì, quante volte è entrato al CIE lei? Ci ho lavorato, ho detto, a Crotone. No, in quello di Gradisca? 2 volte, più con la Commissione europea, perché io nel 2009, forse lei non ma lei non stava era scrivendo. onorevole, nel 2009, perché lei mi pare sia onorevole, io sul CIE ci avevo già lavorato, sì, con la giunta regionale, c'era l'assessore. Sono Segani. figlio di emigranti ed ho amici in tutto il mondo, so cosa vuol dire vivere in terra straniera, quindi qualcuno mi spiega perché comunque l'Italia è considerato il paese più facile per fare ciò che si vuole. In nessuno dei paesi cosiddetti occidentali si può fare quello che fanno da noi. Esatto. E questo è un modo di sentire abbastanza Se diffuso. c'è scritto in Croazia 50 all'ora, vada a 70, poi mi dice come la trattano i Il poliziotti. problema importante è che quelli che lavorano e rischiano dentro non percepiscono regolarmente ogni mese la paga, in questo momento sono in ritardo di 2 mesi. Esatto. Questo era, Questo è vergognoso. un grazie al rappresentante OGL per aver detto come stanno veramente le cose. Pietà cristiana e umana per gli ospiti del CIE, ma un pensierino affettuoso vada anche agli operatori impiegati al suo interno, magari alle fantasmagoriche cifre di 7-8 euro l'ora. Esatto, a quando le hanno. Tutto succede a causa dei sobillatori con o senza carica pubblica. Stavo seguendo il vostro programma, sono costretto a cambiare canale dopo aver ascoltato la signora Pellegrino. No, torni. Massimo appoggio invece alle forze di polizia. E queste, ce n'è ancora un po', ma insomma altrimenti... Allora, la domanda delle domande, Ziberna, chiudiamo il CIE. Ma no, cioè, se un ospedale... Chiudiamo il CIE, punto di domanda, voglio dire. Non punto esclamativo. Se un ospedale funziona meno bene delle nostre aspettative, lo si chiude? No, lo si migliora. Se un qualunque luogo dove una persona non riceve il servizio o la prestazione corrispondente alle nostre aspettative, non si chiude, ma si migliorano i servizi naturalmente e le prestazioni. Questo significa che le condizioni di vita, visto che sono comunque delle persone che hanno sentimenti, hanno una testa, un'intelligenza, è indubbio... Dicevo prima delle fotografie, mi scusi Ziberna, ho visto della gente con una coperta sul pavimento. No, ma è indubbio che è interesse e obbligo morale di tutti noi fare in modo che tutte le persone vivano nel miglior modo possibile. Però è altrettanto indubbio che queste persone vanno agevolate, nel senso che se metti le coperte e bruciano la settimana dopo perché quella volta si poteva fumare nelle carceri e non era consentito ovviamente portare nel CIE naturalmente né fiammiferi né accendini, ponevano i cavi elettrici in cortocircuito per potersi accendere la l'olio che gli sigaretta. davano per condire la verdura nel 2009. L'onorevole Pellegrini. Lei si sta l'onorevole Pellegrini? Ci dica no, perché mi ha detto a me da quando è che non vado al CIE, cioè io sono andato nel 2009 e lei faceva l'onorevole e non si interessava del cosa CIE. facevano con l'olio? Con l'olio utilizzavano per dar fuoco, perché è combustibile. E hanno bruciato tutto. Nel Vi 2011, ricordate? nel Nel 2010, 11 anche, nel no? 2010, onorevole,
questi con i telefonini, perché gli abbiamo tolto i telefonini? Vi ricordate il 2010 cosa è successo? Ogni 10 minuti in ogni CIE d'Italia c'era una rivolta perché si telefonavano, mandavano su su report, mandavano i messaggi, fra 10 minuti brucia Gorizia, fra un quarto d'ora brucia Torino. Ecco perché non ci sono i cellulari. E questo è il problema, diceva giustamente il consigliere Ziberna. È quello che dico io. Innanzitutto, quella struttura lì, non è che bisogna chiudere, e penso che tutti siano, a me qualcuno è d'accordo con me, ma è da rinforzare, beh, neanche, a parte l'onorevole, ma neanche il nostro presidente regionale, no? Vuole chiudere la struttura, più no? o meno. La Serracchiani dice sempre questa è una struttura che deve essere chiusa. No, io dico che la struttura di Gorizia non è idonea al CIE, lei non può di un appartamento farci ho detto un esattamente ufficio. questo. Benissimo, questo è Se il non vero è zuppa problema. dice pan bagnato, Poi, no? questo non è tanto il problema della qualità, perché qualunque cosa, anche se si mettono alcune persone in un albergo a 5 stelle e lo si distrugge 2 ore dopo, diventa torna come prima. una stella. No, ma il problema però qual è? Fare in modo, e questo è giusto, è impensabile che una persona per un furto è recluso 2 mesi, 3 mesi. Non è possibile che una persona che non ha commesso un reato rimanga fino a 18 mesi. Perciò è indubbio che l'unica strada, la strada maestra, quella è al di là della location, al di là di quello che si può aggiustare il giorno dopo, è sfasciato, buttato via, le persone si fanno male, e comunque fare in modo che i consolati, le ambasciate funzionino, perché non è possibile che uno stia 6 mesi per essere riconosciuto. Questa è l'unica grande strada. È a monte, un'autostrada. sono venuti a mancare gli accordi internazionali. Certo. Quello che dicevo. Questo Sì, ma è, l'abbiamo detto, Abbiamo l'abbiamo detto. è conseguenza di quelle che vengono ancora chiamate primavere. A me pare che sia un po' l'opposto, ma non ci sono più gli accordi internazionali. Maroni proprio la settimana scorsa ha lanciato un Primavera appello. sta parlando dei paesi arabi? Sì, in generale, No, tutta l'area del quella Mediterraneo. in gergo che non capivo. Egitto, Libia, Tunisia, è tutto da ricostruire.